Amigos e amigas, ben agattaus, ben tornaus, un altro giro, un altro arroghedetto dessa storia cosa nostra, di su viaggio che vadeus come sempre a Reo, o Sardigna, quando via musicistas, suonatori e artistas e con issus. Foi dai dessa vita cosa in soro, dess'arte cosa in soro, dessa musica e dei commenti davanti, de canto sa vita cosa in soro intrada in sa musica e finza dei commenti sa musica intrada in sa vita. Questo è su scopo del suo programma Cosa Nostro. Oggi salutaus il nostro amico Cosa Nostra, Davide Casu. Ben agattau. Grazie. Come ti sta? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Paga un pago del calore, però si sta bene. Certo. Questa basca in Sardegna non manca. Non manca. Con isso io regionai dessa musica, cosa isso, dess'arte, ma non fatti dessa musica, perché Davide è un artista vinta da uno vago a 360 gradi, se volete suonare aici, e io fui dai di musica uno vago alternativa. Ma ti anda da questa definizioni per questa musica cosa tua? Una raga già, perché noi stiamo carraccio. Io non mi può definire sinceramente un alternativo. Agli occhi penso della mia musica e della mia vita in generale è che sono una persona che gli aggrada vivere una normalità che a voi già non esiste più. In un caso, ma troppo sia, qualche volta essere definito alternativo, però semplicemente sono una persona che vive in campagna e aggrada suonare le canzoni come si facevano una volta e basta. Questo è quello che penso della mia attività artistica e della vita quotidiana che sto vivendo. È bella questa cosa che mi piace vedere, ma questa lavora di onda pure, sul fatto che tu vivi in Susato, in questa campagna, finza su traballai questa campagna esti un arrogo importante di questa vita cosa tua, di traballai sa bingia, di traballai sotto, e questo finza intrada in sa musica cosa tua. In quale maniera intrada? Come ti dovevo sagattare in canzoni cosa tua? Io ti posso dire che sono nati vivita in campagna, negli sono cresciuti, e era un mese partiti in casa, e in casa era sempre un po' di sole, cercanti di madivalti, da scoprire cose, no? E lì si cominciava a crescere la gana di scoprire i misteri della natura, della vita, passava tempo passeggianti, mirando le cose, e cantando anche, no? Perché il babbo, quando io ero partito, quando mi portava in campagna, cominciava a cantare canzoni in sardo o in algarese. E dunque io ascoltavo queste cose e mentre stavo lì alla campagna, mirante il che lavorava e scoprendo cose, cominciava a cantare cose che parlavano di una vita di campagna, semplicemente. Questa cosa è bella, insomma, esti sa natura, esti sa susatto chi entra in suo percorso artistico cosa tua. In di oggi, che ancora sciovera sa de traballai, in guni, quando è chiagata sa su momento può scrivi? Ciò dipende, però diem che normalmente quando io a capo di lavorare, allora mi poso a sera alla mesa, mi prendo una birra, una sigaretta e comincio a arrivare a queste cose, no? Comincia una musica, una parola, un'emozione che è tangut, no? E allora comincio a prendere la chitarra e invece non ti mi porta la mano davanti alla chitarra e cominciano a uscire cose o magari poter essere che tengo solamente ganas di scrivere un po', che allora mi posso scrivere o di prendere un pincel a mano per pintare un po'. È sempre stata così, non è che per forza salcante di scrivere o di fare musica. Se arriva bene, se non arriva faccio un'altra cosa, ma cavo la birra, ma fa una sigaretta e poi faccio un'altra cosa. Una passillata, uno giro, no? Andavo sì. Prendo la bicicletta, ma faccio un giro per la campagna, sì. Certo, è bello, insomma, abbiamo in un luogo, in noi due aria, e due vince da ispirazioni artistica è sempre bello. Come te sa di cosa tua? Tu ti indisci da San Mengiano e traballa in Susato, come te? Allora, che poi è un traballo tostato, sì. Ora tengo también las gallinas, donc a 5 y media, 6 del mattino, mi despertan las gallinas. E leggo anche le gatte che ti hanno sci, ora in estiu per esempio tengo sempre da mirare l'olte, se è stato a posto, se le piante sono cresciute bene. I tamoni, i tamati, ora tengo
Pomata, Valgigna, Carabassetas, Ufrabica, Giunivelt, un po' di tutto, le cose che també la vigna, los abras de fruita, hi ha un po' di tutto. Dunque, lo traballo è assai, e normalmente a cap alla una, ma poi si mangia un po', una migia rumira, e leggo già un'altra volta a lavorare, e leggo la tada, la birra, la sigaretta e... I scanzoni o sa bicicletta. O sa bicicletta, esatto. Ascolta, se si accanta di un luogo del mare, no? Questa zona in noi bivisi tu, in noi queste attività di che esti, come ti si zerra? Vai Velt, però precisamente l'Uval. La marina è distante, meso manco 5-6 km. Arriva da Sufrago del Sommari? No, no. Peccato. Arriva a Sufrago del Succuili. Chi deve accanto? Sei amico su questa storia? Sì, già. Non con male. Se di una sapitura adesso di una su casa. Esatto. Esatto. È bellicata questa cosa. E canto sa cultura nareosa algherese invece si entra in sa musica cosa tua, sa tradizione. Sono due culture algaresas. È una cultura algaresa che è messa accostata alla cultura sarda, che è quella che vive la campagna, la pastura. È una cultura algaresa marinara che ha avuto in sforzo a partire dal Novecento, ma arriva alla ghede des mariners napolitans o sicilians. E dunque sono due culture che hanno cominciato già fa un secolo e mezzo a parlare entre elles. E la cultura marinara arriva al cuore del caralgarese perché fa parte della nostra vita, come può essere per un cagliaretà o per un irristanese o per un olbiese. La marina è un mondo de pau, de anistio, è un mondo de burrasca a livello, pala, ta diu cosas, la pots ascoltare, la pots qualche volta ti pots usare per la maeglia, dipende. E ti intendi se per uso di una cultura o dell'altra? Sicuramente della cultura che è smessa a legare alla campagna, al salto, alla pastura. Certo, è giusto perché insomma si sciopera, pensa Sì. chi su traballo chi viene da babbo tu fate questo traballo? Babbo l'ha fatto per hobby, Ecco. per dire così, però musiaius, tutti i musiaius facevano traballi di campagna, chi era pastore, chi era agricoltore, però diciamo che la famiglia, la mia giania è sempre una giania legata a mezzo alla terra che alla marina. Alla marina andavamo per divertirsi, per bagnare. Certo, in vacanza. Io faccio una bagnetto, Sì. è giusto. Io quando faccio la che faccio a vacanza praticamente. È giusto, vabbè, ogni tanto insomma tocca da spiegare questo tempicetto cosa suo lavoro, poi andai a gozare del suo mare, io che ne sa canta è stato bello mare poi. Ci causo sempre di donare una definizione di su sono chi scioperoso con questa puntata e dopo adesso con questa rubrica quali sono. Quando vuoi dato di alternative, fu dato di una maniera di fare musica che nasce e si concorda da cominciare degli anni 80 del secolo passato, cubenti a risposta a questo che vede sul rock, che si poteva essere in mainstream, questo che è andato in classifica, così comprendi meglio. Questo genere musicali, che a me da sorta è stato considerato una sutta dei generi del sul rock, ha rappresentato una ribellione artistica, andando innanzi dell'accanas della creatività e delle sperimentazioni con sonos e tema nuovi. Potete suonare che le origini di questa musica si può intagattare in su anche degli anni 70. Chi ha tenuto influenze a mano in artisti che ci canta un'altra maniera di fare musica, che stendi a questa maniera tradizionale. Gente come i Ramones e Sex Pistols hanno tapetto ias a noas, arroghendi gusto su cafunti su schema classico e già dendi e schifunti arribausi negli anni 80 basi noas. I sfueggi su alternative rock, punti stetti in pre-house a Singhizzu, può vedere dei drummas che ci canta logo noso in sa musica. Gente come R.I.M., Pixies e Sonic Youth, cettivano di nominare che l'incuno d'ognuno alternativo a sa maniera cosa sua, fu un terrenescio su essi connottoso e si veste mai dessa gente, non pegni a sa attenzione desetichetta mannasa e aggiudendo sa alternative rock a essi un movimento musicale connotto meda. Ma sta rivoluzione arriva dagli anni 90 con trummas come in Nirvana, per Jam e Soundgarden, che all'ompint in classifica e con i scali si sta alternativa arriva la gente meda in tutto il suo mondo.
Testus e sono differenti, si usa capiaus e sentidus e un pagu niedus, che spicciocchetus va in cose in soro e in scali zagattanta, in prenu. E alternativo in vinces a Radiohead, Beck, Smashing Pumpkins, Alice in Chains, All, Blonde Redhead, Block Party e Killers. Ed è nomini, sicuramente sempre, di Spotify un montoni. Foidendi di musica italiana, in noi vuru, questa questa musica alternativa si incara in anni 90, con gente come Verdena, Barlene Kunz, il Teatro degli Orrori, CSI, Blue Vertigo, After Hours, Sant'Oniente e Subsonica, a intro dei Zatrus. Nanti de Issus, in anni 80, si poteva usare alternativa vinse questa musica de gente come CCCP, Litfiba, Diaframa, Timoria e Gas Nevada, pondi nome ai Gallico. E in Sardegna? Commenti voi altri generi musicali, in Sardegna andiamo a capire artista e trumas che vanno testimoniare in Sisola e fuori a puro. Se musica alternativa in noi è custa di gente tipo Ascra, Pino Chef del Cosmo, Zoccu, ma vince la sezione ribalta, fuori del rasto, TQB e Perry Frank. Quindi a po' di nomena e Medasa e Medasatus. Musica vorre bellus, di sperimentazioni e chi anda da forasa dei lacras. In Sardegna, commenti in esatto il logo su del mondo, gusto o in alternative. E siete ancora in compagnia di Davide Casu, oggi usa regionendi di musica, ma non fate di musica, di arti, e vince di satto, no? Di campagna, di su bivi in un luogo che in qualunque maniera ti ha da ispirazioni, vince la vostra musica che fai. Se vuoi da vince di musica una vaga alternativa, anche se tappa da posto in questa categoria, tappa posto devo in questa categoria, ma voita, secondo me, l'alternatività, essere alternativo sono le cose, non sti scelti una definizione, sti pensi una maniera de bivi, uno vago differenti. Ecco, tornando su vago in Isanno, come te che hai cominciato, come te che ti sei accostato a questa musica? Allora, come ti ho detto prima, quando era partiti andava in campagna con il babbo andava a un motorino mica scasciato e mi pusava Andrea e cominciava a cantare un saldo, una caressa. E lei mi sono portato a Rins, però veramente al momento che io ho deciso che la musica e l'arte in generale era qualcosa che fa parte della mia vita, e sono stati quanti teneva Catolzanz, no? E ho cominciato a mangiare che ascoltavano musica e io dicevo, "Asciò magrara". Mi racconto che era un disco di Alice in Chains, Jar of Flies, e ascoltava questa cosa e diceva, "Asciò magrara, asciò è bello". E il dia io ho detto, io ora voglio cominciare a scrivere canzoni. E allora io avevo una chitarra a casa e l'ho presa e ho cominciato a pasticciare. A posare lo sdizza sci alla tastiera, vera cosa usciva, e agitare un po' dei parauras da monte. E da allora è così successo, che a qualche compagno della scuola mi sentito, per cosa non cominciamo a fare un gruppo, una band, no? E io allora ho cominciato a prendere le librezze degli accordi delle canzoni della missa, per cosa sta cantava a messa all'iglesia, no? E allora cominciava a usare per imparare gli accordi, no? E lei, ma che questi accordi cominciava a avere qualche canzone per Gemmo, di Alice in Chains, musiciva, leggo la classica cosa italiana, Battisti, di André. E così ho cominciato. Leggo una parte importante è arrivare a studi di filosofia al liceo, perché allora mi sono abituato che agli occhi che facevano necessitava di un contangut, di un santito. E la filosofia mi ha dato questa prima maniera di inquadrare agli occhi che faceva dei partiti, no? Il mistero che io vedevo in campagna, alla natura che cresceva, moriva, si trasformava. La filosofia riusciva a dare una visione di come poteva essere quella trasformazione che io vedevo, no? A dare una spiegazione fisica, metafisica a quello che fosse. E da allora ho cominciato a prendersi, come dici tu, un po' di alternatività rispetto agli altri che volevano fare solamente casetti, che era il periodo del System of a Down. A me invece mi agradava... Sì, però a me mi agradava la sballare di Per Jam, di No Code. Mi sono stata poi attrezzata quando non avevo alternativo, che la cosa c'è, non è che mi sono inventato. No, non ti sei inventato, tenseravo, lasciate tenseravo. E
E a che c'è stata la scomenza? Lego all'università, quando sono andata a studiare filosofia a Torino, sono arrivate altre motivazioni, altri incontri, persone che tenevano un'altra maniera di pensare, di vivere. All'università, passare di vivere dell'Alghè a Torino, no? Certo. E Beh, tutto scusate due manno, non reso, non è pago. Sì, no, la prima volta che sono entrata a un bus a Torino sono stato un po' che era una situazione per me completamente differente, no? Non era praticamente quasi mai usciti dall'Alghè. E questa cosa, su andare in Voras, no? Su andare in Torino, del suo barrio artistico, come ti ha dimutato questa musica cosa tua? La trasformare assai, per cosa io passavo da un ambiente completamente rurale all'ambiente urbano. E l'ambiente urbano ti dona altre ispirazioni, altre visioni, un'altra forma di vivere la quotidianità. Leggo la vita della studente è un casino completamente, no? Uscire dalla regola del liceo e della vita in famiglia per non prendere le regole. E nella lieta abbiamo puntata a fare una sperimentazione musicale un po' come aggressiva, andando a avere cose un po' come senza regole, un po' di progressive, no? A mischiare cose, è stata importante. E hanno lì effetti parecchi concerti, ten presente che lì avevamo fondato una banda che si avvisava Estesis e avevamo suonato a Turì praticamente per 3 anni, finalmente che io mi suonato da Turì per andare in Spagna, vero? E è stato un bel incontro, era gente che veniva da Caragliocco, da Sicilia, del Piemonte, della Sardegna, e mi si trovavano alla sala e dicevano che fem, suonem, mira, intesa show a voi, per cosa. Era tutta una situazione assai diversa, e che l'ego però è abbandonato, sottonato l'ego un po' alla sraghinas della striara. In che genere di con questo gruppo? Era un progressive rock, ma ispirazione varia, si passava da Led Zeppelin, Metallica, Cantautorat, Mediterranea, Pink Floyd, era un po' di tutto. Erano raziciti també assai originali. Non si registra un nuda? Sì. No, si dato un disco? Anche també un disco che è su YouTube. Io quel disco avevo fatto allora, che tra l'altro l'avevo registrata in presa diretta monotraccia. Cioè. Ah, proprio... Presente a Santiga. Sì. A Santiga. E è uscito un bel disco che tenga YouTube, si avvisa Estesis e Metafisica. Quindi chi è ascoltatore, se chi dovete cercare, dovete sagattare, insomma. Sì. Ah, si può dare dei sincensi per genere di gusto su chi fonti i nomini di chi si intende a singizio. Chi deve si scioperai che l'incuno artista, chi dati influenzato, che l'incuno nomini. Mira, io poco mantovà per esempio a Luigi Tenco come una fonte di grande ispirazione e tutta la musica popolare sarda e algaresa, perché mentre che al liceo io facevo queste sperimentazioni a miei compagni frente alla banda, mentre facevo parte també di una chorale che faceva musica algaresa. E il direttore della chorale è un cantautore dell'Alghè che mi ha influenzato assai, si avvisa Antonello Conedanchise, è un bravissimo cantautore che conosco, certo. mi ha praticamente avviato alla comprensione di come si scrive veramente una canzone, no? E abbandonata a show all'università per fare altre cose, però alla fine sono tornato. Andare a una questa fonte di ispirazione e leggo per esplorare tutto il cantautorato di Dalla, di André, Lauzi, però la fonte di ispirazione, come avete detto prima, musicalmente sono state altre, la musica country, sono lo Super Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, tutto il panorama del anni 90 praticamente, no? Sì, questa musica americana degli anni 90. Esatto. E també los cantautori del country, dei songwriters degli anni 70, 60 també. Això è stata importante per trovare una dimensione completamente mia. Bene, meta. Si piace in festas e si piace di vinzas ad ascoltare e dove adesso questa rubrica Festival. La musica in vita c'è sempre stata, perché da 100 anni c'è una banda musicale che
diffondi cultura musicale a tutti, però voglio intendere che è una cosa diversa, una musica che non può essere la stessa musica che vedi a banda o che si intendia in cose tradizionali. Stando ormai, io pensavo a fare un festival, a poter suonare a intreida più scendi possibili e con generi di musica differenti. È un festival che è partito a suo comienzo senza un'identità precisa. Si è spostato via su jazz in 2016. Negli ultimi anni ho deciso di dare questo nome Alternative Music Festival per portare musica alternativa, appunto, una musica che tiene meta qualità, una musica che deve essere per forza suonata e creata dai musicisti che davanti, una rosca di ordine di meta di questo pubblico che gioca questo tipo di musica. Il festival dura di solito 3 mesi, quando non fanno 4. I primi 3 mesi di solito fanno musica con il gruppo schienenti, quindi l'ultimo anno devo dedicare, devo dedicare al suo teatro, quindi a una cosa fatta in musica ma recitata pure. Tutta la manifestazione è incentrata in questo la piazza di Santo Giovanni, all'interno del centro storico di Saida. Ogni tanto si spostano in orari differenti in concerti che vengono dislocati, quindi spostati dalla piazza principale e portati in una fontana, in una piazza nel centro storico, in un luogo particolare dell'interno di Saida. Questa associazione che va sul festival si chiama Cromatica e collabora con questa banda e con il suo comune Zeui, con una sua sponsor che poi non suonare che serve per pagare gli artisti e per poter impegni questa struttura che è sul festival di musica alternativa. Devo stato il direttore artistico e tutto il gruppo che non da supporto, una mano per fare sul festival, si usa per ormai ottimi ascoltatori, ascoltare ormai la musica. Oltre a questo girare ormai da festival in Sardegna e Deni Gusce per quali punti il gruppo che poi portare a sul festival. Sceverau solitamente progetti originali, quindi non gente che fa di musica a teatri, ma gente che fa di sa musica in solo e è un'occasione pure per fare conoscere a sorresto questa gente che viene a sul festival. Il pubblico che viene sul festival è un pubblico di qualità, un pubblico che ascolta musica fatta in una certa maniera, che ascolta musica originale come tappavo prima, che si vuole di spiccicare di questo chiesti su pubblico solito del festival che appunto frequentato da meta gente. Sono stati una cosa per tornare un po' pagus e un po' intenditori. Sì, io sto regionata cosa nostra oggi con Davide Casu, se su vedendo de influenze musicali, si pensa del suo percorso artistico cosa sua, dei commenti, dei che siano in nomini, che in qualche maniera siano le influenze, i schidanti donano sulla, una cosa e anche esatto su vedere su pinza e su vedere pinza dessa tradizioni sarda e dessa tradizioni popolari, questa musica popolare come se non entra in questa musica cosa tua. C'è stato un nome che non ha fatto, e io comprendi un nome di importo dessa tradizione catalana algheresa, che è questo de Pino Piras. Entra in questa musica cosa tua, tu conosci di sicuro, canto sì. però entra da. Non entra assai. També si tengo una grande ammirazione per il personaggio e per gli che ha rappresentato per la cultura gheresa. Diem che Pino Piras era un cantautore che affrontava la musica nel tema socials e satiriz. Io non tengo a ciò, non è una cosa che io pughi antrenda come una cosa che fa veramente parte della mia
ispirazione artistica. Ci sono artisti invece che hanno acquisito completamente questa erenza, per esempio a Claudia Crabuzza che l'ha cantata assai, l'ha portata anche in giro per il mondo. Però per me diem che non può dire che veramente sia una parte importante della mia ispirazione artistica. Beh certo, insomma, però insomma, tu conosci, sei un riferimento. Assolutamente, un grande la musica algarese e salda in generale. Che li punti stetti si straballo su cosa stuso? Contato su pago i straballo su discografico su che si fatto? Già avevo mantuvato prima la questione del disco che aveva fatto a Torino, che certo. l'è posata online e chi vuole ascoltarlo lo può ascoltare tranquillamente. Quanti sottonate, io sono andata a vivere a Spagna, perché lasciate Torino, e sottonata nel 2000 ideu, e Tunanti aveva intentato di portare l'esigenza di fare musica in algarese, però diem che non aveva trovato nessun giovane che volesse veramente affrontare la questione di saper fare musica in algarese. Mentre allora ho cominciato a scrivere a me cosa sanitaria, e sono andato bene finalmente che aveva partecipato al premio Parodi, onde aveva vinto il premio per la miglior lettera e la miglior musica, ma una canzone algarese. Però in quale anno questo è successo? 2015. 2015. Però da Spress the Show è nata la possibilità di fare un disco a Marcello Peghins, a Valtore Maltana, a Michele Pasmas di Sar Music. Però avevamo tentato di fare un disco in italiano, aveva parecchie canzoni in italiano, è uscita che disco in italiano, ma una sola canzone in algarese. Da Spress the Show cosa succede? Che mi avvisano a Catalogna per fare parte del Barnassans, che è una delle massime manifestazioni di cantautorata in Europa, e allora è tratta del garage a quelle canzoni che aveva scritto in algarese e ha avvisato altri musicisti per partire allà e fare questo concerto. Dopo di questo concerto, che invece che esagerata a la gente, dice, beh, facciamo un disco, e da Nagliese è nato un altro disco che si avvisa Costa Est agli Avanti, che è nato beh, finalmente che è arrivato il Covid, e mi ha trancato la possibilità di seguire la presentazione del disco. Leggo un'altra cosa che scapitara, approfittando del Covid, io allora mi sono trovato completamente isolato in campagna e ho cominciato a scrivere moltissime canzoni, poesie. Mentre che erano tancaruras, no? Lockdown, eccetera, eccetera, ho deciso allora di fare un disco, Chitarra e Veu, in italiano e in algarese, tutta mascherata. Un disco che a me mi aggrada assai, l'ho registrato come aveva registrato il primo disco a Turì. Presa diretta, monotraccia, e si avvisa concerti per orti e cieli azzurri. È un disco che ha avuto belle recensioni, io sono un disco al quale sono assai legato. Da Spress the Show sono usciti altri due singles in italiano, e ora invece sto preparando un disco completamente in algarese un'altra volta. Insomma, non ti firma, si è fatto una bella parica di roba, sì, una parica si è pubblicato libri, si è fatto mostre también, insomma, sei un artista che non si firma, no, ecco. assolutamente. Si può dare pensa del suo fatto che ha esibito un tempo in Spagna, ecco, denguni in sarti cosa tua, itase picao, itase stavarrao. Moltissime cose. Una delle forme di cantare che io ampre solitamente, che viene un po' del cante flamenco, ma anche soluzioni armonicas della musica flamenca e anche forme di cantautorato che lì conosciuti e che mi sono aggradati assai. Perché non come Joaquín Sabina o Antonio Vega, mi ha lasciato un bel bagaglio di cultura differente da integrare alla mia visione artistica. Ti piace ti commenta il logo? Sta Spagna è un logo che ti intendi in suo coro? Sono stato un look precisamente che io arrivo a dire a me può scambiare l'alghe per una vera lì, è Girona.
E Beh, è una bella, due sono stati, è un bello luogo, un bello luogo a senza vero. universitario, poi deve essere un Sì, bello sì. movimento. Una bella università, grandi e também internazionalizzare. E poi in questo luogo noi arriviamo come Torino e come Girona pure, vabbè, Torino è una poca romana, però Girona effettivamente è un luogo universitario e arriva da gente di tutto il mondo, di tutta Europa. Da ogni banda. Sì. Ecco, questa cosa è sta parlata, questa musica, scambio su 100 punti stetti. Assolutamente, perché noi arriviamo alla forma più importante per fare musica, cultura in generale, che è quello di sapere giudizi, di criticare un po', di confrontare con gli altri e dire qual è la direzione della mia vita che sto prendendo, qual è la direzione artistica, qual è la direzione morale e etica che sto affrontando. E això è importante quando veus una persona che vede dell'altro capo del mondo, che ti dice, mira, io però vedo le cose un'altra maniera. E non è per dire che la tua è migliore o la mia è peggiore, è un fatto che tu per la prima volta riesci a avere agli occhi la tua visione della vita de foras, o dell'altro, de foras, ma una visione più panottica. E poi esti un confronto d'ogni dì, insomma uno scambio, no? In quella maniera si confrontare e stanno noi esti uno paga bessiri di questa che si da zona di comfort, cioè si pone in discussioni su viaggiare, su andare in Vorasa, senza chi commenti in suo caso cosa tua, conosci uno va questa lingua e poi si può dare vinta questa lingua di questo luogo. A me pure per la giornata a Girona, questa tornare da pagattata come un luogo meda aperto, sì. Insomma, a più che un luogo di meda scultura, sa? Assolutamente. E poi me pure è un luogo di suolo, non sì, ciò ti permette proprio di mirare agli occhi che tu aspanzate di quanto era creatura, no? La tua visione della vita, e mirare un po' di distaccamento. Ciò penso che sia la cosa più importante del confronto con gli altri, che gli altri fanno veramente chi sei. Non posso pensare di scoprire chi sei partendo solamente da tu. Pensi di cominciare a avere a mangiare degli altri. In mezzo degli altri, certo. Sa musica non è scettico questa sonata, ma vince sa iscritta e via. E dovete su un scritto e suonato. Appunto si dà progetti con trumas varie, con nomi strani o di fantasia, se l'ho più a questa idea di fare tutto un suo nome mio direttamente, senza nessuna sigla, senza nessun altro nome. Carlo Addaris e basta. Il suo ultimo disco è Bessio già io anno vai. La Pozzeria Mondi è fatto di diverse storie, di diverse situazioni. Ogni canzone è una sorta di pianeta. Ha poi cercato di coniugare, di pon impari questa realtà con i bisus e con il suo viaggio. Io sono appassionato di fantascienza pure, dunque c'è molta fantascienza in questo disco, sia nelle sonorità che nei sfumetti. Però questa cosa che voi impari tutto, punti sempre il sentimento, no? Voi nei bisus, nei viaggi, e poi in questa realtà ovviamente torna sempre tutto in voi. Le canzoni punti a cappiata volita essere sempre a ricerca in su dei sfumetti, potrai appare voi con questa musica, poi comunicare con qualcosa e questa cosa, probabilmente questa cosa che accappia da tutto il straballo su cosa mia è questa melodia. Tengo sempre, questa melodia è sempre questa cosa proprio importante, fatto sempre dei ngui. Prima ancora dei sfumetti, ho fatto sempre questa melodia. E poi ci coso a giro, sfumetti e i sons. Questo disco è stato poi anticipato da canzone, con un video, che si intitola La Zapping Vanity. Questa canzone in realtà ti devo scritta 20 anni fa. Quando ho cominciato a lavorare sul disco nuovo, mi sono posto a ascoltare cosa vorrei beccia, se no vedi poi hai ispirazione pure delle cose che magari potevano essere in qualche maniera interessanti, si dovrei applicare. E Zapping Vanity è stata ascoltando da posso testo, una canzone che questiona da vanità, una canzone che questiona da apparenza.
è scritto 20 anni fa e tiene un certo effetto. Tornando ad ascoltare ora, l'effetto ancora più manno, proprio fai perfetta, no? Dopo scetti tornare a arrangiare, dopo tornare a registrare, sonorità un po' più moderna. Insomma, da apprezzato dei commenti bessi sul disco, forse si meglio su dei questo che molti bene su prima, dopo stampato in CD, poi amici, questa gente che vede sconcerto, e poi si agatta in streaming, quindi si vuole ascoltare nelle piattaforme ormai che tutti conoscevo, ho fatto pure ascolto video, che si può ascoltare e bere su YouTube. E si usa ancora in noi a Regionendi Vinza de Catalogna, de Spagna, de Alghero, de musica, de vida e de influenza. De canto est de importo Vinza a Zattoviai, con isatros e comprendi sa vida nostra, grazie Vinza a isatros, questa è una cosa di importo. E te lo preguntai canto su viaggiai. Sul fatto di non avrai scettendo un luogo di importo, ma non per lui, in generale con un musicista, su un fronte, su collaborazioni, sì. Penso che sia la cosa più importante, come detto prima, uscire dagli occhi a visare in zona comfort, no? E hanno anche musicisti che tengono una visione o un background completamente differente al tuo o del musicista con il quale si sta lavorando, no? A me è capitato parecchie volte, mi ha raccolto per esempio del premio Parodi, no? Che sono arrivata in una maniera particolare, perché io avevo lasciato un po' che la musica, stavo studiando architettura in quel momento all'Alghè, e al tempo era una garese che era fasteggiata, ma una mignona che aveva preso una canzone che aveva fatto Santa Eulalia e mi aveva detto di inviarla a un concorso che io non conoscevo neanche, al primo Andrea Parodi, no? Però l'aveva presa e l'aveva lasciata lì. E leggo alla fine dell'estiu mi avvisano, mira che sei finalista al premio Parodi. E allora sono andata lì, il premio Parodi è un festival internazionale, perché parliamo di world music. E lì també è stato un incontro rivelativo di questi aspetti, no? di scoprire cose differenti, no? Erano cose che io non avevo mai inteso, strumenti che non avevo mai inteso, lingue che non avevo mai inteso, no? Gente della ciociaria, gente che veniva dalla Francia o di altre parti, insomma, sono cose che per un mignolo che aveva deciso di lasciare la musica e si è trovato direttamente negli finalisti, ha vinto premi, amici del show, sono tornati all'Alghè, niente, voglio fare cosa, magari la show di tornare a suonare e posare in discussione gli che fate prima e da scoprire altre vie, no? Certo, è giusto, insomma, dati un vago stimolato, no? A tornare a cominciare. È stata una bella manifestazione e appunto in maniera vinza di partecipare e questa cosa bella è che tutto concordato bene, no? Sì. Con grande attenzione. Assolutamente. E hai fatto altri concorsi o hai partecipato anche in un altro concorso? Sì. Partecipati e vincita a altri concorsi. Per esempio un'altra cosa particolare che mi è occorrita è quella di accabare a Sanremo, finalista a Sanremo Rock, di trovare all'Ariston a suonare. Noi vinciti. Non si può sempre vincere. No, l'importante non era io, avevo fatto un bel viaggio, però io era settimana Santres. Uno è svolto partire il percussionista, però siamo andati io, Marcello Peghin, Salvatore Maltana, abbiamo fatto un bel viaggio a Sanremo, abbiamo mangiato bene, siamo siamo divertiti, è stata la parte più divertente di tutto. Ecco. Come testi a suonare proprio con gusto di un nome? Si è venuto Rosso Cruzo de un'orta intro di questa intervista, Marcello Peghin e Salvatore Maltana, che appunto grandi musicisti, sa? E ti è arrivata questa esperienza così in solo? E canto esti di importo con un musicista come te tu, a tenere collaborazioni a Icci con nomini che punti nomini meda con notus? Praticamente hanno cambiato la vita e sta cambiando la tua musicalità. Naturalmente io sono
Diem que es una cosa correcta dire que son jazzistas. No son jazzistas, son personas que tienen una formación musical amplísima y que pasan del jazz a la world music, a la clàssica. I donc, quan te poses a treballar amb ells i veus les solucions harmòniques que t'aproponen en allò que tu has fet, la sonoritat que hi posen, els accents i tot, tu dius, ok, des d'això puc prendere per scrivere cose differenti. Perché sennò solitamente un cantautor che pugui essere també un bravo strumentista che prova il del rock, eccetera, eccetera, s'afferma a una maniera di entrare la musica, l'utenza, e al final pot securrir lo perill de fer sempre un poc les mateixes coses, no? Certo. També si és molt creatiu. Invece, treballant amb aquesta gent, descobreixes sempre els mons armonici, musicals, nous. Nuovi, nousu e differenti, sicuro. Certo, certo. Raramente differenti. Senti una grande esperienza. Ascolta, in sa musica cosa tua è pruso de importo? Su chi narasa con i sfuedos o sa musica? Per me è la mateixa cosa. Come ti ho detto prima, io mi occupo també di letteratura, di pittura e tutto è la mateixa importanza. Quando io apro le parole, entra també la pittura che ti dona la capacità di far visualizzare le persone allò che la visione che sei cantante. Lo so della veu, lo so delle parole tenen un so. E donc aprendre també a scriure utilitzant totes les manifestacions literàries que venen de l'estudi de la poesia e della letteratura in generale. E la musica deve essere una cosa che si sposa completamente con això, amb un equilibrio perfetto di immagine, di parola e so. Sì, però nasce in prima, e sfuedos o sa musica? A volte nascono prima las palabras y a veces nascono prima los acordes o l'armonia. A veces è semplicemente una melodia alla chitarra e altre volte è una parola che ti arriva e dici ma questa parola io vorrei cominciare a scrivere una canzone. Insomma, poi a sapere scrivi pinza sa poesia, sa fonte Sì, poesia, sì, beh, pubblicati libri di poesia o certo. di contas in generale. Certo, ecco. Se finza sa un artista, ne usava a Singhizzo, un artista insomma, che non anda da scetti a castare questo sul mondo della musica, ma c'è sti finza sul fatto dei vintai, c'è sti finza sul fatto dei scri. Ecco, come ti si vuole imparare tutto questo elemento? Pure in pensare alle parole come un so, ma també la forma letteraria che assumeix la parola, come dire, se io també in italiano dico duro dire, no? Aquestes coses juntes formen un so, formen un temps. I les notes i els acords fan les mateixes coses. S'apachiguen, creen un so complex i creen una pausa, un temps. I la pintura no mateix, són espaci. Són corolls que tenen vibracions, que ti donen l'impressió d'entrar in da so. Són coses que sono imprescindibili per a me, treballant al fenomeno artístico, no? Sono cose che non ho potuto mai posare in spalda, ara fa solamente la musica, ara fa solamente la letteratura, perché també quando scrivo un libro di contes o di poesia, io tengo a mente che è una chitarra che è spalante, o è un pianoforte che è spalante, o quando sto pintando tengo al capo il fatto che siguin parole che stanno fent i corolls, che io voglio posare parole damunt d'aquella tela. Sì, insomma, esti uno in inglese un melting pot, no? Un misturo, no? Esatto. Mi viene da conca questo vuoto, che l'uscita però da poi domanda su proprio, nel senso che poi uno che va di diverse arti, non ci vuole in testa scatolette di video su una destra, è una grande scatola e noi entra tutti i arti. Io ho studiato filosofia. La mirada che tengo damunt del mondo è sempre panottica. Io non posso posare carascius, anche això, anche io. Per me è sempre una scrivania on è tutta la vita mia, la vita dels altres, la vita del mondo. Non posso mai pensare di poter vivere la vita pensando che tengo solamente un petit cerchio on ti mi posare a rinse e che aquella sia la mia posizione. No? La posizione filosofica è una posizione onnicomprensiva.
tutto su dessa mesa e ogni tanto si sciovera Sì. in noi traballare. E pusato tan contata come alla settimana enigmistica, no? Vera così sciaforas. Ci funti cose che abbiamo in tappillo quando andas a scruffugliare. E noi siamo doveusi con questa rubrica Conti Cedus. Poppa Ciabi, un musicista newyorkese, un gigante iniedo, di cui su bene piazzato. Una volta non con suo servizio, con i ingegneri di suo sono, non ci rinascesti a donare su sono che vorrei cusso, ben decarato del suo palco, appigato su coperchio dello strumento e da risfasciare corpo di conca, facciamo su varrauso. Torniamo ancora in noi in questo programma Cosa Nostro, se sono contenti un viaggio musicale, ma vince un viaggio culturale che non si ferma da questa musica, ma arriva da vince da questa pittura, arriva da vince da questa letteratura e anda da questa Sardegna, da questa Ligera, vince a Spagna, a Torino e torna da noi, a questa Catalogna, insomma, e tu sei vendi questo bello viaggio con Davide Caso. Davide, sto vedendo prima proprio di questa arte, di questa pittura e dessa letteratura. Quando è che punti cominciata? Prima dessa musica o punta arrivata La letteratura prima della musica, perché quando era partita alla scuola media e cominciava a ascoltare le poesie dei grandi poeti italiani, a me mi veniva la gana di scrivere poesie. Non erano buonas perché erano le prime esperienze letterarie, però diciamo che è stata la prima volta che dite vuol fare poesia, no? Vuol fare poesia, prima di dire vuol fare musica. La pittura invece è arrivata a Mestal, teneva un 18-19 era la prima volta che andavamo, era una gita scolastica, ma pare che fosse a Firenze, e aveva visto una mostra di Dalì. Era la prima vagata che vedeva che c'era Dalì del vivo. Sono stata sci e ho detto a me, io voglio pintare. E allora non era neanche buono a disegnare, no? E tanto di studiare, di avere un po' come sapeva ciò di pintare, no? E alla fine però, dopo di anni, sono arrivata a Spagna a fare parecchie esposizioni, també alla Ghe quante sono tornate, ho fatto qualche mostra a altri pittori algaresus e també alla Ghe ho avuto qualche bella soddisfazione, anche non sia stata mai l'attività artistica principale, però per me è stata assai importante e dedicata també parecchi momenti dedicati precisamente della mia vita. Quando viveva a Madrid lavorava, tornava a mezzanotte in casa e da mezzanotte alla svuota del mattino pintando. E dopo un'altra volta a lavorare, come un macco, come un macco. Fia sta proprio a intro del sarti, sì. a intro del sarti. Davide, io vuoi dare a primo delle collaborazioni con, come lo so, adesso fatto che Salvatore Maltana e Marcello Peghin hanno suonato con tu, insomma, si fatto bella produzione, sì, però non funti l'unica collaborazione che si fatto, ci funti di tu mi da segnare che all'inquadrante pinza di importo. Potevo contare come è andata, che le funti stettias? La ultima è stata a Malstazenda. Praticamente il Comune dell'Alghè ha contattato Marcello Peghin per realizzare una versione di Domomea, tradurre all'algarese, ma si è occupato un po' della traduzione, della spalza che andava a cantare all'algarese e Lego praticamente lo Stazenda ha partecipato attivamente musicalmente, quindi ama Nicola Nite cantante, Gino, eccetera eccetera. E dunque è nata una cosa che ancora non esistirà, dunque questo è uno spoiler, che ancora non esistirà, tangarà dei ship penso al prossimo mesi, perché è stata l'ultima d'epoca, è un video di Domea, insieme a altri artisti, ora gli altri artisti a parte d'azienda non può che fare lo nomi, lo svareo, insomma, quando uscirà questo video. Le sono state altre collaborazioni importanti, per esempio, també abbiamo passato con la Marina Roussel, che è una la star, la strella della canzone catalana, però també ama Elena Gadel, che è una showgirl, per dire, del mondo artistico televisivo català.
Questa sono la mesa importante, questa è l'altra mesa importante dal punto di vista del nome, no? Non importanza. Queste sono altre collaborazioni con noms magari non a altisonanze, però insomma, con musicisti veramente di spessore, come Bachisio Gheri o Paolo Zuddas, per dire una, ecco. Sono sempre soddisfazioni perché quando una persona che ha un nome tria di lavorare in Sebera, tria di lavorare ma tu è una soddisfazione artistica. Certo, non è che di stima da che c'è questa qualità, che di sciopera, certo, è giusto. I Paris Asfaltas è una soddisfazione umana perché Andrea del nome, al darrere del nome, c'è sempre una persona e a volte sono persone di grande spessore morale e spirituale. No? Tu sei uno meta intimista, no? Uno che vive sul luogo cosa sua, si fa di questa musica cosa sua, traballa in sa terra, posti insomma sigaretta, birrettetta e canzoni o pittura. Come ti si pone di quando devi attoviare un altro artista, quando devi cominciare una collaborazione? In so fai una collaborazione, tocca da fare un passetto, è una cosa diplomatica. È precisamente così. Non è tanto una cosa diplomatica, è una questione sempre di essere un po' umili, e també se non conosci l'altro. Per esempio, mi è capitato di lavorare a Maurizio Casu, che è un cantautore del Sassar, che non è famosissimo, sconosciuto, però la questione è sempre di dire io non so chi sei tu realmente come persona, no? La prima cosa che vuoi scoprire come persona e già leggo sono le persone che si tengono di confrontare, no? E leggo la questione musicale artistica veda spresa, no? Io non è che sono un artista, io faccio l'artista. Prima di tutto sono una persona che ha una sua identità morale e spirituale. Un uomo, no? E già leggo so un che fa in campagna fa show, che ama la chitarra fa show o che ama la penna fa un'altra cosa, ecco. E l'altro també è così, no? Certo, tu quindi sei uno che ti conosci prima, Satro, di collaborare con esso, no? Tu non conosci sono diffidente, Ah. non sono una persona diffidente, assolutamente, so assai aperto al conoscimento dell'altro, però prima di dire suonem, parlem, chi sei tu, cosa pensi della vita, cosa pensi del mondo, cosa fai alla vita in generale, no? Fuori da su del live, casi che sul live è una cosa che Sagali non fuori da su mai. Quanto è di importo con voi su contatto con il suo pubblico? Impressionantemente importante, perché mira, il disco che sti che fentara, sti che salcante di gravare, di registrare, ha una forma che sia quasi live, ok? Perché la relazione al pubblico è la relazione che ti fa uscire fuori veramente la matrice fondamentale per gli che tu fai musica, che è la comunicazione. Quando ti trovi a uno studio, a un microfono, io mi sento assai sterile, no? Perché stai comunicando a un microfono e a un computer. Invece quando sei al pubblico è veramente poter creare la integrazione totale a volte. Mi è capitato per esempio a Mallorca, a un concerto a Mallorca, a Spagna, dove la gente plurava, ma non perché cantessi cose tristi, era semplicemente che arrivava la commozione degli occhi era fente, no? Uno scambio con solo, no? Sì. Cioè, tu sei a sopra di un palco, se si vende su e se si cerca di comunicare che link una cosa, che punti poi il sentimento stuso a sta gente che tiene senante, si pensa se questa musica che vai, se è una musica da definire delicata, no? Delicata, spiritual. Spirituale, è bello. Quindi insomma, tenisi pensa come tenai una responsabilità. Ti da intendere questa responsabilità di artista su adesso palco? Assolutamente, ma l'anten che agli occhi da sprau che stiamo vivendo un mondo dove gli artisti già non hanno questa responsabilità degli occhi che fanno e cantano al mondo delle persone che ascoltano. La musica è un mezzo potentissimo perché io penso, ma è anche scientificamente rilevante, che le ondas delle parole, le frequenze delle parole del so, vanno a influenzare il comportamento e il pensamento delle persone. E io mantengo una grande responsabilità. E, mira, all'ultimo disco ho lasciato a banda una canzone perché ho detto no, això non è buono per il pubblico. Ah.
Ecco, quindi è proprio questo che ti devo domandare. Quando scrivi, pensa, o forse si quando regista, pensa a questo fatto che questo, a suo pubblico, a chi ha da arrivare questa canzone, o punti prima di tutto voi due canzoni? Sì. Diem che sicuramente la prima cosa che un artista fa è cantare e scrivere per trarre qualche cosa Chi te ne dai? a mara qualte de palà. Vi state di confrontare qualche cosa che non è ancora completamente alla clarità no, del sol, e la te de pultare al sol per la veura e parlare in faccia. No? Però l'ego ha una universalità. Se tu prendi le cose a una forma, come la prendo io, filosofica, no? Vas a universalizzare ciò che pensa Renzi. Io intendo di parlare alle animas di chi mi ascolta. Di dire, mira, io tengo a show a Renzi, tu lo puoi intendere, è una cosa che può tu suscitare qualche, non dico un'emozione, una riflessione profonda al fenomeno dell'esistenza e della vita. Bene, Mela, sei uno che è andato a fondo in queste cose, mi piace. Si torna a frimare, e poi si torna per l'ultima parte di questa regionale cosa nostra, e noi i preguntas arrivano dal suo pubblico, quindi approntati perché il suo pubblico nostro è particolare. Sempre pronti. Ultima parte di questa regionata di oggi con Davide Caso e non più su tempo su dei preguntas che arrivano dagli ascoltatori, anzi dagli spettatori. Deo non c'entro nulla, punti su che domandano, quindi chi non ti piace queste preguntas, domanda isso. Anda bene? Anda bene. La prima pregunta che si fa in te, ma ti piace di Bruso a Bivi in Sardegna o in Spagna? Come ti ho detto prima, Girona avessi potuto essere un luogo in TV ora, però alla fine io penso che difficilmente potrei abbandonare la campagna e il luogo in TV che vive in Tara. Io dico che magari di me vivere in Sardegna e all'Alghè. También perché insomma, la Sardegna è la Sardegna, veramente. No? Io penso che siamo veramente privilegiati a essere nati anche. Beh, penso che non sei pregioso di questa risposta. Spero che sì. Un altro ascoltatore si pregunta da un ponioso che deve si scioperai una dei tre arti che fai, sa pittura, sa letteratura o sa musica. Che lì sta scioperai di questa stresa? Una vete di deve si scioperai. Però hi ha una quarta, la campagna. E cosa vorresti un'arte, certo. Che lì sta scioperai di questa quattro in Saras. La campagna. Sì? Sì, assolutamente. Perché tengo che ti donare a me una spiegazione, naturalmente, no? Certo, è giusto. Allora, tengo No a me, a Issu su dove pensi già. ama la pittura, ama la letteratura e ama la musica si lavora un po' di quando è messo. E se tengo di triare di lasciare una cosa, preferisco lasciare un po' l'ego e mi dedicare alla campagna. Também è una triera difficile, perché l'ego è molto forte. Beh, certo, noi stessi artisti, Esatto. ogni artista è un vago, quindi Però un ego, no? Sì, anche lo lasciaria volentieri se tengessi di triare una della squadra. Se tengessi di triare una della tre, io penso che sia assai difficile lasciare la poesia. Sì? Sì. Ti ho preso su poeta, quindi. Ti ho preso poeta. Sì. E l'ultima pregunta, che si fa in questi ascoltatori, anzi, che ti fa in questi ascoltatori è questa. Ponioso che teni questa possibilità di tornare a go in questa vita cosa tua e in sarti cosa tua. Io sta tornare a fare tutto uguale, o io sta mutando una cosa adesso parri artistico? Mira, io penso che faria tutte delle scomenzo, senza prendere neanche una lacrima per ciò che è stato. També al món musical ma sono capitare cose feas o momenti assai feus che si sono incrociati alla vita personale, però penso che io sono molto contento della persona che sto diventando e della forma artistica che ha assunto in questi ultimi anni e dunque è stato perfetto così, sempre. Non tornas a non mudas a nulla. Non tengo liete di provare.
non toccavo nulla, lascia solo Assolutamente quello. adesso. Andava in email. E questo si piante preguntas, insomma, dei ascoltatori di cosa nostra. E noi, come ti fate sempre, si ascoltavo su un paio di musica cosa tua, un live cosa tua, ti do grazie, se avevo questa regionata, una bella regionata, fatta in alghereso e fatta in campidanese pure, insomma. Grazie a te per tutto. Se comprende, sapere, non è cosa semplice, ma non so se su questo che ci cantate poi dai, d'ogni sardo chi sagata da voi testi, di importo, ognuno ha poi dai su sardo cosa sua, e noi su sta dimostrazione pure che i sardo si comprende in tappari, chi si anta de capo su, de capo bascio, de salighera o de mogo. Assolutamente. Ti do grazie, sai, me lo auguro su vostri benitori e moi live. Ahora que so all'oscuro, una caria buira a sotto di me e a una mesa de Rauls a mix de un aposento de paldo e con las canderas pe marafrara che ma stavo in la bar a mig des meus brumons lo temascal lo temascal e ma troppa miste un carraro vicino un libra de tarro e ma Dio dos anos che tenki ora tinta amici de rastens e don caso un fulan ellos madongaran quanti io a che svare ha già acabato de suara and his lo temascal lo temascal e arato a faccia de un mirali tenco snow per saltar e tenco un libro de full fresh per scrivere lo meu d'amar lo temascal lo temascal